Una testa di leone in marmo prezioso, intatta, in perfetto stato di conservazione, un'antica sima, ovvero l'estremità superiore del tetto di un tempio, che è stata rinvenuta a Selinunte dall'archeologo Albers durante le ricerche condotte dall'Università di Bochum. La sima appena scoperta, il cui restauro sarà avviato nei prossimi mesi a cantiere aperto con la collaborazione di esperti italiani e tedeschi, sarà esposta proprio domani, 26 agosto, all'antiquarium del Bagliofloro nel Parco archeologico di Selinunte. È un reperto archeologico imponente, alto circa 62 cm per un peso di 250 kg. In passato erano state rinvenute alcune decorazioni molto grandi, di circa 70 cm, provenienti proprio dal tempo di Eracle ad Agrigento e dal Tempio della Vittoria a Himera, realizzate in calcare locale di alta qualità, ma questa è sicuramente più preziosa data la sua fattura in marmo importata dalle isole greche, forse da Paros. Questa è dopo me è una cima per un tempio, ma penso non in posizione per il tempio, in preparazione da fare a un tempio. Parte di questo è fatto a Paros, trasportano a qui e dopo è lavorato qui da finire. Assolutamente emozionale. Non ho visto un momento come questo, io penso è un momento in una vita. Ancora una volta il parco di Selinunte ci regala qualcosa di eccezionale. È stata trovata un'antica sima con testa di leone, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per la Sicilia. Un parco archeologico a cielo aperto. Siamo felicissimi e continueremo a lavorare perché siamo convinti che questo sito ci può donare ancora delle bellezze rare. La scoperta di questa sima qui a Selinunte per le dimensioni e per la qualità dell'opera apre nuovi scenari possibili qui a Selinunte, perché adesso gli archeologi dovranno capire a quale tempio era destinato, perché è chiaramente un tempio molto grande, una delle più grandi che sono mai state scoperte. L'ultima fu trovata simile a questa 100 anni fa a Himera, e quindi è per noi fra l'altro una sima in marmo e non come normalmente erano in tufo, apre scenari veramente diversi da quelli che possono. Per noi è un grande pezzo, che è forse uno dei più significativi, anche più belli, che andremo a esporre nel museo qui a Selinunte. Aspettiamoci di trovare anche altre cose. Questo sito dove è stato trovato sta dando veramente grandi ritrovamenti.